Buongiorno da Leandro Maggi, Rovigo in diretta. In occasione della cerimonia tenutasi lunedì 6 febbraio 2023, dove i cantieri navali Vittoria di Adria hanno consegnato un'unità TS LCG 300 alle autorità libiche, abbiamo avuto il piacere di scambiare due battute con l'amministratore delegato di questa importantissima azienda polesana, Luigi Duò. In qualità di rappresentante del cantiere navale Vittoria SpA, mi sento oggi particolarmente orgoglioso ed onorato nel celebrare la presenza di autorità ed ospiti così qualificati, la consegna formale della prima delle 3 motovedette SAR di ricerca e salvataggio denominata TSL CG 300 alla Guardia Costiera Libica, all'interno del programma SIB-MIL, Support to Integrated Border and Migration Management in Libia, finanziato dal fondo della Commissione Trust Fund Africa, di cui l'Italia è il principale soggetto attuatore attraverso il Ministero dell'Interno. Il progetto, avviato nel 2017, tende a rafforzare le autorità libiche nel controllo e la sorveglianza delle frontiere della migrazione, la lotta al contrabbando e alla tratta di esseri umani, la ricerca e il salvataggio in mare e nel deserto. Non è la prima di imbarcazioni alla Libia da parte del nostro cantiere. Già nel lontano 2010 le abbiamo consegnato 8 motovedette serie 800 e più tardi 2 pattugliatori da 34 metri di lunghezza, un pattugliatore da 24 e uno da 28, oltre a svariati refitting di unità danneggiate durante il conflitto. Grande successo, un altro tassello per questo grandissimo cantiere navale. È uno step sicuramente importantissimo, al di là delle pregiatissime autorità che abbiamo oggi, ma di fatto è un momento storico assolutamente della collaborazione dell'Italia con la Libia. E il nostro mezzo, siamo orgogliosi di dirlo, sia veramente lo strumento più efficace per contrastare queste problematiche, ne siamo assolutamente sicuri. Lei ha ringraziato le sue maestranze, si stanno dimostrando sempre più all'avanguardia per know-how. Assolutamente sì, è imprescindibile. La preparazione dei nostri tecnici, dei nostri dirigenti, dei nostri lavoratori è la base del successo della nostra azienda ed è qualcosa che è in crescita verticale, perché ci sono all'orizzonte veramente molte altre commesse molto interessanti. Facciamo fede effettivamente nelle capacità professionali di tutti i nostri lavoratori.